di nuovo in diretta, sì. Ah, ci sono già stato. No, allora ci spostiamo come padiglione. Nessuno ci credeva che c'era. Ok. Vi stavo facendo vedere i caschi e le altre cose. La moto che mi sembra un cava. Vediamo. Boh, si può passare sull'altro padiglione. Adriatico motori d'epoche 1, 2, 3, 4, 5. Qui. Ah, guarda che bella bici. Allora andiamo verso il 2. Ah, forse qua non avevo visto. Altri cappelli. Allora qua i carburatori, li ho già visti anche questo. Collettori vari. No, questo è un... Ah, pompe carburanti. Allora, siamo sul... C'è ancora motori, aria ristoro. Freni a tamburo sia davanti che dietro, scrambler, guarda uno scrambler lì. Ma così un caffè me lo prenderei. Pandingo che spande ovviamente. Di lancia. Facciamo vedere meglio qua, si vede?
questa è l'altra lancia. Interogeno. La Ford. Alfettone. V6 Alfa Romeo. E la drizza un po'. Fulvia Coupé 1300. Honda S2000 VTEC. Una lancia. Una mini, una vera mini, non quelle finte che girano adesso. La Rover MyFair 1004 cilindri, 44 cavalli dell'88, in vendita. Quindi l'odore del caffè così quasi mi fermo a mangiare qualcosa. Ah, è tornato. Scusa,
perché non ti sentono, o non è attivo l'audio oppure il casino della fiera non mi fa sentire. Allora ho preso una partita di Copertoni 27.5, non se lo dicevo meglio, avrebbe dati una partita cosa intendi? 2 copertoni o 10? Perché poi bisogna vedere che copertoni sono, se te li ha dati a poco, ok. Perché sai, i copertoni sono sempre soggettivi. Dipende anche da cosa devi farne e non è che vanno bene proprio per tuttissimo. Bisogna fare l'ordine qua, si paga qua prima e poi si fa l'ordine. Allora vorrei una brioche e un caffè macchiato. Posso pagare col POS? Bancomat, sì. O no? Grazie, buongiorno. No. Macchiato e una brioche per favore. Sì, dicevo che i copertoni sono sempre soggettivi, dunque bisogna vedere lì. Cavolo, potevo portarmi via l'altro supporto della DJI che potevo agganciarla velocemente alla spallina, che così non avevo l'intoppo del... No, in mente di... Non guardate il metro, sto mangiando. Macchiato? Sì. Buongiorno. Mi danno una bottiglietta di acqua frizzante? Certo, è già andato in cassa a fare lo scontrino? No. Bottiglietta. Due bottigliette di acqua frizzante e mi dà 3 bicchieri. Sto armeggiando con... Sì, se li hai presi a buon prezzo, bene. Grazie. E prego a voi, salve. Non pagare. Ciao Thomas. Ho fatto... Oh, caffè.
che buono il caffè. Ok, fatto. Lei no. Non ho ancora visto roba da radioamatore, per dire il vero, Cisterato a Massavecchi, ecco sì, vecchi decrepiti. Sempre ditemi, la vecchiaia è una bella fregatura. Una brutta roba diventare vecchi. Invece bisogneria... No, meglio che non dico niente. Guarda Porcellino, Toyota, Land Cruiser, guarda che robetta. Ecco, vedi, sti copertoni qua ti andrebbero bene. Sono 27,5 questi, Un altro Porcellino, un Renault, cacchio. Ma dove sbuca sta roba? €15.000. Renault Estafette anno 79. Bello ampio. Il maggiolone. C'era un mio amico che aveva il maggiolone, grigio, di un grigio strano, tipo un grigio più chiaro di questo. Un BMW, la turbo. L'altro giorno ho visto una turbo, quella però con le fiancatine, questa. E qua sono troppo vicino, vediamo se si vede meglio da qua. Eccola. Honda CX500, Cardano, su stile BMW, metà Guzzi, perché i cilindri sembrano quelli del Guzzi, ma comunque lo stile più BMW. Lambrettino, cosa è, 125, questo è più recente se non sbaglio. E qua mi tocca allargare un po' perché, a dire il vero, adesso si fa un po' fatica a inquadrare. Ciao. Serie B. Cambio delle marce. Gesù è il cambio qua, più o meno come la Vespa. Vediamo il motore dell'Alpine, Renault 5 Alpine Turbo. Guarda che cassellotto.
125 del Pine Turbo, 23.000 trattabili. Qua non c'è scritto niente. No, questo è un Peugeot, non è Renault 5, ma c'era anche il Renault 5 il Turbo che era fatto così, sempre con le fiancatine allargate e lo spoiler. Qua non lo vedo. Qua sono la 1 Turbo, cos'è questa? Sì. Oh, guardiamo qualcosa d'epoca, classici, Fiat, 1100 del 51, questo è un altro Fiatone, 125 prima serie, interni originali. Guardiamo di là che è meglio. Ah, guarda qua, questo è il BMW. Con la pelle di leopardo dentro. Anche le cinture. Mira che non sto guardando la chat. Sì, quello da rally. Infatti ho lavorato per un periodo da meccanico di motorini più che altro e lui ce l'aveva ad Aviano, ce n'aveva una, ma quella parliamo Renault 5 Turbo, quella con le prese d'aria laterali, con le bombature. Sedile unico anteriore, guarda che roba, 3-4 cilindri a V, per la Lancia Appia 3, terza serie del 61. Solita 500, questa è del 77, giardiniera rifatta. Questa è una 600 del 66. Questo è il Mercedes, come quello che aveva mio cognato, il Mercedone, col pignattone. Questa è una moto, vediamo chi è che... Ah no, è una macchina. Che cos'è qua? Gazzelle di Biagio. No, ancora non vedo roba da radioamatore. Oh, guarda sta roba qua. Qua passiamo a un'altra categoria. Come lo senti fuori in
Questa è roba la ZZ Top. Questa l'abbiamo vista già all'altra fiera, quella delle moto. Questo è un Ford Ratrod Custom del 28, 5.8 litri V8, 330 cavalli. Piancavallo, Revival. Poi vediamo cosa c'è, 75 Turbo, Giulietta 2000. L'Alfa Romeo Berlina del 75. Continuo a vedere solo auto io, non lo so perché. Devo cambiare padiglione. Era qua. Guardate questa che è la cosa, questa. La 037. Sprint del 51. Carbonio. Sarà 75? 70? Desmo RR del 2008. Boh, comunque sì, sì, sì. Poi qua abbiamo altra roba, Subaru Impreza S203, un'altra Honda NSX Tech 3000 del 94. Questo è il Ferrarino. Modena F1, un'altra Ducati
Superbike. E qua l'altro porcellino, quindi qua un bel po' di porcellini GT3 del 991.2. Oh, abbiamo Citroen. Che diavolo è sta roba? Mamma mia, sai metterci mano qua? Certo che i francesi si vede poco, andiamo a vedere qua, sono tutte più o meno questa sembra la roba più recente. Mamma mia. Guarda che albero. Non so neanche perché più lì a Salerno, ripeto, prima anche lì a Salerno, per fare quello che voglio fare, bravo, perché mi vede che nessuno lì non ho paura di spendere. Darlo oltre indietro, Ora andiamo a vedere se qua un Porsche fuoristrada, una sorta di SUV. Questo è proprio fuoristrada. Mercedes, altri porcellini. BMW. Delta. Questa deve essere la Strato. Sì. Sì, è la Strato sul tondo.
HF 4VD. Questa è un Alpine, deve essere la Renault Alpine questa, se non sbaglio. Vabbè, cioè ragazzi, Che mi stava sul cazzo, ma stava È grandina, questa. Golf, Golf Sport Elite Time. Volkswagen Golf Cabriolet. Compresi auto. Ma lo sai qualche macchina ce l'hanno a Trichiana dove c'è il come si chiama? Questa è grande, questa è bella grossetta. C'ha corpo. Due tempi, un piccolo cross, è un sac, motore sac. Il tridente Maserati. Triumph, una Triumph. Dolomite Sprint 78. Alfa GT 2000. Un'altra cabrio,
E questa è una cosa, è una Jaguar. Non so se si vede. Ha un motore enorme. È tutto motore lì davanti. Che scarichi. Basta, devi venire fuori col muso, sono casini. Altre custom laggiù. Queste sono sempre quelle che c'erano anche l'altra volta. Old school. Altre auto qua, altre Lancia, del Tony. Intanto vediamo questo davanti. Quando gli interni erano fatti bene.
allargare un po' perché sennò non inquadro bene le macchine. Spostiamoci. Cappottine per auto, cappottini, perché sennò le auto prendono freddo. Motori qua. Io di radiomotore non ho ancora visto un beneamato picco. Prima o poi finirò quella dei radiomotori, no? Tutti francobolli. Beh, questa è fantastica. C'è anche l'autoradio. Un'altra 600. Un altro Land Rover. Wow, che è sta roba? Mamma mia.
fatto una radioscopia, questa credo Balilla. Boh. No, deve essere un Lancia. Non vorrei sbagliarmi. Io di macchine so quanto di moto, Ok, adesso vediamo anche quella là che è un'altra cosa. Un po' di macchinine qui. Poi una a dimensioni reali, o quasi, sì deve essere dimensioni reali. Con 3 schermi, questo sì è un gaming di quelli seri, un simulatore praticamente. Alluminio, telaio in alluminio. Almeno la stoffa è in alluminio. Non so se anche il resto del telaio è alluminio, credo. Non vedo bene, sembrerebbe di sì. Cobra 427. Con la mazza da baseball che tiene sul cofano. Don McCain e Ken Miles, con tanto di autografi, circuito Le Mans. Serbatoio, carburante.
Abbiamo qua un'altra americana. Questa è solo la scocca. Sì, solo scocca e basta. E si vede che c'è anche tipo il prime su. Corvette. Questa è la Mustang. Noi siamo tre adesso. Ford Mustang Mach 1. Passa gente qui. Questa è grossa. Questa adesso è quella di prima, vediamo un po' gli interni. Diciamo che se ricerchi il fatto di Allora andiamo su. Beh, gira fin la testa. Poi un'altra uguale. Molto simile. La GT. Gran Torino, a Gran Torino stava. Volkswagen Scirocco GL, Volkswagen GT 1003 Junior. Wow. Due cavalli, l'orrore della mia vita, il coso, la Lancia Y, ancora gli incubi di notte. Non me ne vogliano i proprietari di Lance che hanno avuto quelle là, ma sinceramente.
energetico, propulsivo, trasformato in tavolino. Ma è vetro resina sta qua? Sembra vetro resina. No, lì è metallo. Biasio, Abarth, e poi io ero venuto per la fiera del radioamatore, non la trovo. Oh, guarda qua. Jesus, allora, camioncino, orsetto. Orsetto, alfettone, alfettina, 112, auto bianchi, Renault 4. Questa è il 1100 questa. La multipla, la vera multipla. Oh, finalmente una vera multipla. Era ora. Guardate lo stile impareggiabile della vera multipla. Guarda che largo, questo è il 1200 Honda, 150 ecco, questa è la vera multipla. 150 euro. È un barattolo per tenere fermo il volante di Nutella poi, multipla alla Nutella, due gusti, cioccolato e latte o nocciola, Natraio, neanche se sono ancora Genesis, Hyundai, Chrysler, la T2004, Cabrio, Chevrolet, Cabrio Coupé. Ok, sì, ne ho viste queste qua, è una vita che ne vedo. Questo è 1300S, alfettone, altro alfettone, tutti alfettoni, altri alfettoni. Qua abbiamo un Enduro Parigi-Dakar, Honda. Che modello è? Sospensioni sono posteriori, sospensioni anteriori, anche qua questa è la competizione con barra di rinforzo. L'auto bianchi, il Gariffo Project. Da 3 diversi telai di motorini nasce dagli allievi della fondazione OSF, la conosco,
prototipo di minimoto, tutti gli allievi sono stati coinvolti, ognuno ha messo a disposizione le proprie conoscenze e abilità per realizzare la minimoto. Riescono a gestire quella motore, Sono prototipi, tutto è work in progress. Motore posteriore, che roba è? è un V12 Mercedes della classe S600. Un 12 Mercedes classe S600, Sì. messo posteriore, Sì. trazione posteriore, wow, Che va a 3 centrali di motore, che di un Saxon. Che va a 3 centrali di motore di un Saxon. di un saxo, wow. Quanti cavalli sprigiona sta roba? Originale ne ha 370. E adesso? No, è È ancora originale. work in progress. Esatto, work in progress, esatto. Bello, bello. La bianchina cabrio. Modificata anche questa, credo. È modificata sta qua. No, è tutto originale. Originale tranne... No, sì, tranne uno di questi motivi, perché questa macchina qua, Non nasce cabrio comunque. com'è? Non nasce cabrio questo. No, non nasce cambio, abbiamo tagliato questa qua, i portiere infatti non ci sono, salti, vai su. Bello. Bei lavori. Oh, abbiamo anche un elicottero. Thunderbolt. Un ultra leggero. Te la lascio così che così posso vedere i dettagli, dopo faccio vedere una panoramica. Qua abbiamo fatto tutto, ora questa roba che abbiamo trasformato in Aperi Spritz, questo è un bar Aperi Spritz, qualcosa del genere, trasformato bello. Anche la roulotte trasformata in paniloteca, diciamo, in bar. Andiamo a vedere altri stand, il 2, il 3, no, adesso andiamo al 3, è ancora lunga la storia, Come la batteria, non è messa benissimo, consuma tanto, non so perché, tutte auto, cazzo, tutte auto, dappertutto, Mercedone, Lotusone. Carbonio, non vedo tanto la plancia, qua sempre porcellini, ciao bello, ciao, ciao. GTR.
Questo la guida a destra. Altri porcellini, lancione, smart, mega smart, ma sul serio l'hanno fatta così grossa adesso la smart? Un SUV compatto, si potrebbe dire un SUV formato zip, o anzi meglio formato RAR, anzi formato 7Z. Macchina dei carabinieri, moto dei carabinieri e un gadget dei carabinieri. Divisa, alta divisa, vari simboli, stemmi, strumenti, targhe, cappelli, modellini, decorazioni, medaglie. 127, un altro smart, un altro mini. Oh qua, ok, quelli d'epoca, polizia, con l'alpettone d'epoca. (59, 58, 45, 58). Credo che fosse uno di quelli che per dare in testa o a Totò o a cose, chi è quell'altro? L'altro romano che più o meno Sidecar. È stato bello comodo forse. Allora, Range Rover. Oh. La radio. Questi sono pieni di tasche, altro che le robe tecniche che ti rifilano adesso, che sono dei pigiamini senza più neanche una tasca. Ora manopole, manopoline, questi devono essere fusibili, credo. Guarda, questa è l'aspirazione, se non sbaglio, no, lo scarico. No, sembra termico, potrebbe essere lo scarico. No, forse no. Guarda qua, lascia. Vediamo dove ha lo scarico, eccolo qua. Questo è lo scarico, quella è l'aspirazione. Gancio, radio, antenna. Corra all'aricello, altri estintori, radio, cinghie per non essere sbalzati dalla Jeep, pala, parabrezza ribaltabile, sacchetti credo di sabbia per proteggere il motore. Ecco qua, questo invece è un MV un po' più moderno. Vediamo l'interno. Borraccia, solo il freno e l'acceleratore, dunque è il cambio automatico. Anche qui più o meno come sulla Jeep uguale, questi manettini che sono adesso non si vede bene, però
forse non sono i fusibili. Engine, run, start, ok. Vari manometri. Carico, vediamo un po' le sospensioni.